18enne in procinto di andare in seminario, il giovane che venerdì sera ha bloccato lo spacciatore in fuga a Treviso. Oggi il ringraziamento ufficiale del sindaco. Agito distinto, dice. Complimenti anche dal ministro dell'interno Salvini. Da un filo diretto quello tra Casugana e Salvini, a cui il sindaco intende inviare un documento per illustrare le difficoltà quotidiane che la polizia locale incontra. Continua la conta dei danni nei comuni flagellati dagli allagamenti, intanto la Regione attiva le procedure per la richiesta di stato di emergenza al vertice dei sindaci più colpiti venerdì per fare il punto della situazione. Il futuro dell'università a Treviso, in ballo il trasferimento di tutti i corsi nell'area dell'ex distretto militare, ma Fondazione Cassamarca frena. Senza il sostegno economico di altri soggetti non se ne fa nulla. Per 400 volte in un mese e mezzo non hanno pagato la sosta al parco interno dell'aeroporto di Venezia. Gli autisti trevigiani bloccati e pizzicati dovranno pagare un maxi ticket da 6.000 euro. Si spacciano per il vescovo di Vittorio Veneto utilizzando un falso indirizzo mail, allarme della diocesi contro probabili truffe e raggiri. Antena 3 batte tutti i record ed è prima per ascolti TV in Veneto, una media impressionante che tocca il 10% di share nelle fasce TG, investimenti in crescita e successo di nuovi programmi, gradimento quadruplicato in un anno e mezzo. Domani prende il via la 20ª edizione di Eno Conegliano, il concorso dedicato ai vini veneti, un'edizione da record, oltre 430 le etichette iscritte. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano torniamo a parlare di quell'evento che abbiamo raccontato sabato, quando un giovane cittadino trevigiano aveva bloccato un pusher nella stazione di Treviso, aiutando di fatto i vigili ad arrestarlo. Ebbene, quel ragazzo, quel giovane ha un nome e un cognome. Oggi il sindaco Conte lo ha incontrato e premiato, e sono arrivati anche i complimenti del ministro dell'interno Salvini. Spacciatore nigeriano scappa tra la folla a Treviso, un ragazzo lo placca senza pensarci un attimo e ne permette l'arresto. Eccezionale, coraggio e senso civico, questi sono i giovani che restituiscono a tutti sorriso e ottimismo. Il post del ministro dell'interno Matteo Salvini trasforma in caso nazionale l'episodio dello spacciatore nigeriano arrestato in stazione venerdì sera dalla polizia locale grazie al coraggio di un giovane pendolare, e lo fa nel giorno in cui il ragazzo ha finalmente un nome, un cognome e una storia, il giorno in cui il sindaco Mario Conte lo ha incontrato e premiato insieme agli agenti che hanno portato a termine l'operazione. Complimenti anche dal governatore Luca Zaia, che ha definito impressionante il video diffuso da Conte, aggiungendo ce ne fossero di cittadini così. Eppure lui, Lorenzo Pecoraro, studente trevigiano di 18 anni, seminarista, diplomato a Riccati, con un futuro forse da sacerdote, non si sente affatto un eroe. Non è che abbia pensato tanto, cioè è venuto tutto distinto e mi sono messo in mezzo solo, non è che abbia fatto un gesto così tanto eclatante, però sono contento che abbia avuto tutta questa risonanza. Però sì, non è che ci abbia pensato a chi fosse, se era armato, se sì, ho tutte le probabili variabili, mi sono solo messo in mezzo e questo è stato. Dopo il placcaggio se n'è andato come se nulla fosse, tanto che il sindaco aveva lanciato un appello pubblico affinché si facesse avanti per ringraziarlo. Mi ha portato mio papà il giornale a casa e mi ha detto vai, presentati perché sennò qua non ti do più da mangiare, e allora sì, sono venuto. Sono veramente orgoglioso di accoglierlo qui in municipio per dare un semplice riconoscimento che non potrà mai ripagare il grande gesto, però crediamo che la comunità debba essere riconoscente nei suoi confronti, anche perché lui debba essere ad esempio per tutti i cittadini che devono mettersi sempre a disposizione e a supporto delle forze dell'ordine che fanno ogni giorno un lavoro straordinario. E un grazie è arrivato dagli stessi agenti che Lorenzo ha aiutato e dal loro comandante. Capita spesso che ci sia questo genere di aiuto da parte dei cittadini? No, è rarissimo, difatti lo ringraziamo di questo perché è raro e appunto è stato veramente un gesto esemplare. È un bellissimo esempio per le giovani generazioni, e non solamente per le giovani generazioni ma per tutti noi cittadini, che dobbiamo avere un grande senso civico e un rispetto per la nostra comunità. Lo rifaresti? Beh sì. Complimenti dunque a Lorenzo, e adesso parliamo però del filo diretto che si è instaurato ormai tra Casugana e il ministro dell'interno Matteo Salvini, a cui il sindaco intende inviare in un documento i dati delle difficoltà quotidiane che proprio la polizia locale incontra nello svolgimento della sua attività.
Partirà proprio da Treviso un'istanza da parte della polizia locale dove semplicemente metteremo nero su bianco tutte le difficoltà che gli agenti di polizia locale di Treviso, ma credo anche a nome di tutti gli agenti d'Italia, incontrano nel quotidiano nell'agire. Dal capoluogo della Marca un documento da sottoporre al ministro dell'Interno Matteo Salvini per raccontare gli ostacoli che quotidianamente i vigili urbani incontrano nel loro ruolo di forza dell'ordine aggiunta. Figure sempre più utilizzate dai comuni per contrastare piccola criminalità e degrado, che vanno tuttavia dotate degli strumenti adatti. Troppe volte abbiamo degli strumenti che sono spuntati e le difficoltà che tutti i giorni incontrano sono sempre più grandi, quindi credo che l'impegno da parte della politica sia quello di mettere gli agenti di polizia locale di poter operare nel miglior modo possibile, anche attraverso un documento che finirà sulla scrivania del ministro Salvini. Conte prosegue sulla strada del filo diretto con il ministro, da cui dovrebbe arrivare, se si deciderà di dotarsene, l'eventuale via libera all'uso dei taser, gli storditori elettrici. La discussione sull'opportunità di introdurli è aperta. Critico Luigi Calesso di Coalizione Civica, che parla di mera propaganda. Il comandante della locale Maurizio Tondato, ospite a Ore 13, dà del taser un giudizio positivo. Tutti gli strumenti che ci vengono messi a disposizione per fare il nostro lavoro, il nostro dovere, sono sempre ben accettati, perciò se ce lo mettono a disposizione indubbiamente è da noi apprezzato. Oggi purtroppo gli agenti della polizia locale sono costretti a doversi difendere dalle aggressioni, molte volte verbali, alcune volte anche fisiche, troppe volte sono finiti in ospedale per ricorrere alle cure mediche. Io questa cosa non lo posso più accettare e quindi adotterò tutte le strumentazioni e tutte le soluzioni possibili per far sì che loro possano garantire la sicurezza loro e dei nostri cittadini. Allora torniamo a parlare del nubifragio, degli allagamenti nella pedemontana asolana, perché continua la conta dei danni e intanto venerdì ci sarà un incontro tra i sindaci dei territori più colpiti. È un disastro. I danni ci sono stati e quindi dalle prime ore si è attivata subito dopo i primi soccorsi anche tutta la procedura per la richiesta dello stato di emergenza, quindi la Regione ha chiesto ai comuni di inviare appunto le note che devono essere predisposte allo scopo e in queste ore stiamo predisponendo la richiesta dello stato di emergenza da inoltrare al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che è la procedura che viene eseguita normalmente quando ci sono questo tipo di eventi. L'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottaccini assicura che la regione si è già attivata. Quella notte, ha spiegato, sono rimasto nelle zone colpite fino a tarda notte assieme ai soccorritori e ai vigili del fuoco. Ora ogni sindaco dovrà fare un rapporto quantificando i danni e poi spedirlo. Una nottata d'inferno per i comuni dell'Asolano. Le aree più colpite sono state Cornuda, Bonfumo, Maser, Cairano San Marco, Pederoba. Un fiume di acqua e fango che ha letteralmente invaso case, strade, sommerso campi. Si calcola che in un'ora siano caduti 100 mm d'acqua, un'enormità, dice il presidente del consorzio Brentella Giuseppe Romano, che sottolinea come i danni, seppur ingenti, siano stati comunque limitati grazie ai bacini di laminazione. Ed oggi, dopo aver spalato il fango ed aver tentato di salvare il salvabile, la conta dei danni parla di oltre 1 milione di euro. Intanto i sindaci dei comuni colpiti si stanno mettendo d'accordo per incontrarsi e fare il punto della situazione. Insieme chiederanno lo stato di calamità naturale, incontro che è stato fissato per venerdì mattina. Solo Cornuda, ha spiegato il sindaco Claudio Sartor, ha subito danni per 400.000 euro. Gli altri comuni stanno invece verificando. Ora ogni amministrazione pubblicherà la richiesta ai propri cittadini di fornire i dati dei propri danni. Intanto si pensa anche al futuro. Il fatto è che sono cambiate le condizioni climatiche e che sempre più bisognerà fare i conti con grandi quantità di precipitazioni in poco tempo. Ecco perché già si pensa all'individuazione di nuovi microbacini di laminazione capaci di assorbire in poco tempo e in diversi punti del territorio tutti insieme grandi quantità d'acqua, aree che ora gli stessi sindaci dovranno individuare per evitare che danni simili abbiano da ripetersi. Nel pomeriggio è giunta la notizia che il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato i decreti con i quali viene dichiarato lo stato di crisi per una serie di eccezionali attività atmosferiche, avversità atmosferiche verificatesi tra maggio e luglio di quest'anno e tra i comuni interessati, vari comuni del Veneto da maggio ad oggi, ci sono proprio i sindaci, i comuni colpiti 2 giorni fa dagli allagamenti, ovvero Maser, Cornuda, Monfumo, Crocetta del Montello e Cairano di San Marco, quindi firmato lo stato di crisi per questi comuni. Un Luca Zaia che oggi era a Roma per incontrare alle 16
il ministro per gli affari regionali Erika Stefani e dare il via ufficialmente al negoziato per trovare l'intesa sull'autonomia del Veneto. Io vedo celerità, vedo voglia di fare, del resto c'è un impegno con i cittadini da parte delle forze politiche che ci governano. Immagino che si possa entro fine anno chiudere la partita dell'intesa, perché la Costituzione prevede che ci sia la firma dell'intesa tra il governo e la regione, e noi siamo qui. Motore acceso, negoziato al via, autonomia all'orizzonte. Ministero per gli affari regionali, Roma, ore 16, al tavolo le delegazioni trattanti. Il governatore del Veneto Luca Zaia con il suo pool di esperti da una parte, il ministro veneto Erika Stefani dall'altra. È una giornata fondamentale perché oggi abbiamo presentato ovviamente la legge delega per la sottoscrizione poi di quello che sarà l'intesa. Intesa per noi vuol dire l'applicazione dei dettami della Costituzione che prevede la firma di un'intesa tra governo e regione e quindi l'ottenimento per la regione del Veneto, qualora si firmasse, delle 23 materie e delle rispettive risorse. Stiamo facendo sul serio, ribadisce Zaia, abbiamo il mandato di oltre 2 milioni di veneti che hanno votato un referendum. Adesso i tempi. Adesso il Ministro si è preso del tempo, immagino che basterà una settimana, 10 giorni per valutare le diverse proposte. C'è una proposta c'è una proposta Calderoli e c'è questa proposta, non so se ce ne siano altre. A noi va bene, l'importante è che ci dicano quali sono i tempi, quali saranno i tempi e che ovviamente sia garantito che siano risorse e le 23 materie come previsto dalla Costituzione. Si chiude entro fine anno, dice ottimista Zaia, intanto la corsa del bolide è partita, aprendo scenari nuovi. Si ridisegna l'ossatura di un paese, perché se tutte le regioni avessero, come c'è scritto in Costituzione, l'autonomia prevista dalla Costituzione, il nostro paese diventerebbe di fatto uno Stato federale. Torniamo a Treviso per parlare del futuro della università. Oggi in Aula Magna a San Leonardo c'è stata la presentazione dei corsi alle possibili nuove matricole e in ballo c'è il trasferimento futuro di tutti i corsi nell'area dell'ex distretto militare, ma Fondazione Cassamarca frena. Senza il sostegno economico di altri soggetti non se ne fa nulla. Un desiderio condiviso di trovare un punto di convergenza che consenta di mantenere il radicamento di Ca' Foscari e Treviso, tenendo conto però delle sopravvenute esigenze di fondazione che sono note a tutti. Purtroppo i desideri non sono realtà, che invece è il rosso in bilancio di Fondazione Cassamarca e di conseguenza il rischio permanenza dei corsi universitari a Treviso. In ballo c'è la ridefinizione immediata della convenzione, ma anche gettare le basi della collaborazione dopo la scadenza naturale degli accordi fissata per il 2026. Del resto più volte da Caspineda sono partiti messaggi chiari alle altre istituzioni. Chi per statuto si occupa del bene dei cittadini, come chi dei giovani preparati ne fa uso per le sue produzioni e quindi non può più pensare di usufruire di questa preparazione a gratis. Contiamo e auspichiamo, ma penso che questo sia l'auspicio anche dell'università, di avere anche il territorio più coinvolto e più in grado di concorrere alla tutela di questo patrimonio. E quando dico territorio dico sia le istituzioni pubbliche che le istituzioni di natura economica. Nel mirino di questa richiesta c'è la Regione, capofila di tutti gli enti locali, e gli industriali, corposi rappresentanti dell'economia di marca del Veneto. Intanto da Caspineda l'intenzione è di tenere i motori al minimo del consumo, evitando progetti per quanto belli al momento troppo costosi, come il trasferimento complessivo all'ex distretto militare. Non è tra le priorità. Ma è un tema, anche quello, ma non mi pare, se dovessi dire, non mi sembra il tema prioritario. Ma si rimane qua, è da stabilire come, con che condizioni, ecco, questo più che un trasloco da nostra parte. Direi di sì, questa è la ipotesi principale. Posizione però non condivisa dall'università che oggi si è presentata alle possibili matricole. Poi confidiamo, di questo dato si sta anche parlando, che dato quando voi se deciderete quali iscrivere, vi lavorerete, avremo già modo almeno sicuramente di avviare i lavori e chissà anche se di completare quelli del nuovo campus che insieme tra l'altro anche i colleghi dell'Università di Padova vorremmo sviluppare proprio dove già insomma l'offerta c'è, quindi il complesso San Paolo, l'ex distretto. La cronaca adesso che ci porta a parlare dell'ennesimo infortunio nella Marca alle 15:30 del pomeriggio di oggi a Crocetta del Montello, in un'azienda meccanica, un 28enne operaio equadoregno
residente in zona, è rimasto schiacciato da una pressa. Fortunatamente la pressa ha schiacciato il braccio e parte del torace, quindi le lesioni sono state serie ma non così gravi da rendere in pericolo la sua vita. Il giovane è stato comunque trasportato ovviamente in ospedale in codice 2, in condizioni dunque serie, come dicevamo, con una ferita soprattutto al braccio e a una parte del torace. Ovviamente sul posto anche i tecnici dello Spisal per capire come sia stato possibile questo infortunio sul lavoro. E adesso i due furbetti trevigiani, autisti di un servizio di trasporto a noleggio, che per 400 volte non hanno pagato la sosta al parcheggio interno dell'aeroporto di Venezia. Si chiama tecnica dell'accodamento. Dopo aver ritirato il ticket in ingresso al parcheggio ci si accoda un altro veicolo in uscita, omettendo il pagamento della sosta. Ci vogliono rapidità e faccia tosta, qualità che evidentemente non mancavano ai due autisti di veicoli a noleggio di Ponte di Piave e Salgareda, che nell'ultimo mese e mezzo con questo sistema hanno collezionato qualcosa come 400 transiti abusivi al parcheggio interno dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Due furbetti in piena regola che non sono però sfuggiti a lungo alla squadra di controllo messa in piedi da Save, la società di gestione dello scalo veneziano, per dare un giro di vite alla vicenda. L'azienda è stata quasi costretta a creare una task force di addetti per stanare i furbi. Non solo i due autisti da record, ma anche altre decine di automobilisti, molti dei quali proprio in servizio di noleggio, che negli ultimi mesi avevano eluso in modo sistematico il pagamento del ticket nei parcheggi interni per migliaia di euro di mancati introiti. Decisamente troppo per non agire di conseguenza. Ora tutti i furbetti della sosta si sono visti addebitare in un'unica soluzione gli importi non pagati nel corso del tempo. E i due più sfiacciati sono stati denunciati penalmente alla Polizia di Frontiera di Tessera e saranno perseguiti anche civilmente per il recupero di una somma che ammonta complessivamente a circa 6.000 euro. Adesso a Vittorio Veneto con l'allarme della Curia per delle false mail arrivate a nome del Vescovo. Un invito a rispondere per una richiesta di contatto. Il mittente, che appare nello spazio della casella di posta, è apparentemente insospettabile: monsignor.pizziolo@gmail.com. Niente di meno che la mail del vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo, a prima vista. Peccato che con quell'indirizzo il capo della curia vittoriese non c'entri nulla. Ed è quindi molto probabile che dietro la dicitura del mittente mail si nasconda qualche professionista della truffa e del raggiro. Le segnalazioni sono arrivate a decine in questi giorni alla diocesi, tanto da costringere a diffondere una nota precisa. La curia della diocesi vittoriese, scritto nella comunicazione di queste ore, avverte i parroci e le comunità religiose, ma non solo loro, che l'indirizzo non è in alcun modo collegato al vescovo Corrado. Si invita pertanto a non rispondere a eventuali messaggi ricevuti da tale indirizzo. La diocesi inoltre avverte che qualora giungessero dei messaggi sospetti a firma del vescovo, di avvisare tempestivamente il servizio informatico della diocesi al numero 0438 948 221 oppure via mail all'indirizzo informatico@diocesivittorioveneto.it. E comunque, a scanso di equivoci, il vero indirizzo mail di Monsignor Pizziolo è vescovo@diocesivittorioveneto.it. Solo da questo indirizzo mail possono arrivare comunicazioni ufficiali dal vescovo di Vittorio Veneto. Occhio dunque alle truffe, noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Domenica. Rieccoci in studio in diretta con il telegiornale di Treviso. Ora un momento che dedichiamo a noi ma anche a voi. Antena 3 in questi mesi ha infatti registrato successi di pubblico davvero travolgenti. Ora ufficialmente prima per ascolti TV in tutto il Veneto, registrando una media di share del 10% nella fascia dei TG. Vediamo. Antena 3 è da record assoluto, la nostra emittente ormai saldamente prima per ascolti TV in tutto il Veneto, registrando successi crescenti anche in Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Quello superato a giugno 2018 è infatti un traguardo che conferma il trend dell'ultimo anno, consacrando il primo posto assoluto della nostra emittente.
Così il nuovo marchio del Leone, Media Nord-Est, è il primo gruppo editoriale per ascolti certificati Auditel in tutto il Nord-Est. Buonasera, ben ritrovati in diretta su Antena 3 come ogni lunedì puntuali. È travolgente la crescita registrata dall'emittente di San Biagio di Callalta, al centro di un imponente piano di rilancio e investimenti messi in campo dal momento dell'acquisizione nel dicembre del 2017. L'autorevolezza dell'informazione, l'aumento del numero di ore di programmi in diretta con il pubblico, nuovi format, volti e approfondimenti hanno consentito in pochi mesi di quadruplicare l'affetto del pubblico e un aumento del 40% dei dati d'ascolto dell'intero giorno. Leader assoluti nelle fasce dei telegiornali che registrano giornalmente uno share medio del 10%, battendo sul territorio anche molte reti nazionali. Dalla mattina alla sera Antena 3 è al fianco del proprio pubblico, dettando l'agenda dei temi, assecondando i bisogni e le richieste di telespettatori sempre più esigenti. Antena 3 è riuscita in pochi mesi a calamitare crescenti investimenti pubblicitari. Il ritorno di programmi storici come La Voce del Mattino, la nascita di nuovi format, 20 e 10 e Ring, hanno prodotto un costante successo di pubblico. Le maratone elettorali, gli approfondimenti di Ore 13 o Agricoltura sono ormai un appuntamento fisso nel panorama dell'informazione di cui andiamo orgogliosi. Il nostro grazie a voi che premiate il nostro lavoro ogni giorno, consentendo ad Antena 3 di essere la prima TV del Veneto. Davvero grazie a voi tutti e grazie anche ovviamente alla nostra squadra per intero di Media Nord-Est. Adesso torniamo a parlare dell'ennesima manifestazione saltata per gli eccessivi oneri relativi alla sicurezza richiesti agli organizzatori. Accade stavolta a San Biagio di Callalta, dove la titolare di un agriturismo si sfoga ai nostri microfoni. Era diventata una piccola tradizione estiva ormai la festa della trebbiatura in questo agriturismo di San Floriano a San Biagio di Callalta, ma le misure di sicurezza imposte da quest'anno per l'evento hanno costretto le titolari a cancellare, dopo 15 anni, la manifestazione. E così l'elenco di feste e sagre annullate per gli eccessivi oneri imposti agli organizzatori si allunga. In questo caso si parla di una serata che avrebbe portato a San Floriano dalle 100 alle 200 persone. Ci hanno chiesto appunto l'impensabile, la Croce Rossa, siamo a 10 minuti dall'ospedale, ci hanno chiesto la Croce Rossa, se mettiamo la musica dobbiamo avere 10 persone con l'alto rischio, se dobbiamo fare cibo fuori dobbiamo avere altre carte, altre autorizzazioni, una cosa impossibile. Così Marilisa Piovesani e la sorella Daniela hanno pensato di cambiare la formula, organizzando per fine agosto una sorta di open day dedicato alla Grande Guerra. E in queste 4 ore speriamo che la gente arrivi un po' alla volta. Nessuna folla quindi, ma le incombenze sono comunque tante. Necessario anche in questo caso far redigere da un architetto un vero e proprio progetto da presentare in comune, costo della sola burocrazia 700 euro. Così conclude Marilisa, le iniziative di associazioni e piccole realtà sono destinate a scomparire. Stanno scomparendo tutte queste manifestazioni, piccole e grandi. Solo le grandi purtroppo andranno avanti, quelle piccole andranno a morire perché appunto i costi sono troppo alti da sostenere. È una follia veramente. E adesso a Conegliano, dove da domani prende il via la 20ª edizione di Eno Conegliano, il concorso dedicato ai vini veneti, un'edizione questa da record con oltre 430 etichette iscritte. Oggi parliamo del concorso enologico Eno Conegliano, veramente un fiore all'occhiello della nostra città. Tra l'altro, come ci spiegherà dopo il Presidente Alberto, lui veramente quest'anno numeri straordinari per una manifestazione straordinaria. C'è soddisfazione per i 20 anni del concorso dedicato ai vini veneti. 431 i partecipanti a questa edizione che si terrà giovedì e venerdì nella sede della Dama Castellana. Che senso ha un concorso al giorno d'oggi? Il senso che anche le nostre cantine, i nostri vini devono mettersi a confronto tra di loro e poi il più bravo vince. 5 le commissioni per l'unico concorso enologico con regole stabilite direttamente dal Ministero delle Politiche Agricole e che da sempre è motivo di vanto per le cantine che confrontano il meglio delle loro produzioni. Una manifestazione che sottolinea il legame tra Conegliano e il vino, sancito dalla scuola enologica, ma anche dalla cantina veneta, che dopo il tempo dell'oblio, grazie all'amore di un'azienda per il suo territorio, è tornata ad essere un punto di riferimento per il buon bere. Cosa c'entra il caffè col vino? Ma
caffè e vino comunque possono andare di pari passo. Se poi lei guarda la foto di una piantagione di vigneti e di una piantagione insomma di caffè, a colpo d'occhio sono molto simili, per cui anche visivamente insomma c'è una certa vicinanza. La nostra azienda c'entra perché abbiamo voluto riaprire l'Enoteca Veneta. Abbiamo fatto questa scelta di cuore perché siamo innamorati, appunto, come Dersut di Conegliano, siamo innamorati del nostro territorio. Bisogna mettere da parte il portafoglio e tirare fuori il cuore? Bisogna assolutamente, sì, cioè un occhio al portafoglio insomma va sempre dato, però ci sono delle scelte che vanno fatte appunto di cuore, perché si è innamorati e quando insomma c'è appunto il cuore di mezzo, insomma bisogna anche avere un certo slancio. Un concorso che cambia anche il modo di intendere il vino, educando il cittadino non tanto al bere quanto al degustare. Non è una festa di consumo ma di degustazione, quindi cerchiamo in questo concorso di prendere i vini quelli meritevoli. Una scelta che coinvolge anche altre iniziative legate al vino, ma anche uno spunto per Treviso e in risposta alle voci che spingerebbero il neosindaco a risuscitare l'Ombralonga. Da qui il suggerimento del primo cittadino di Conegliano al neosindaco Mario Conte. Ci vuole prima una grande iniezione di cultura a livello territoriale e poi ragionare su grandi eventi. Noi a Conegliano l'abbiamo fatto in questi anni e oggi si vede il risultato. È un risultato che guadagni giorno per giorno nella consapevolezza di essere un grande territorio con dei grandi prodotti e con un grande futuro. Un tema purtroppo sempre molto attuale, visto quello che vi raccontiamo spesso ogni giorno, è la sicurezza stradale sotto i riflettori questa sera di 20:10 dopo il nostro telegiornale. Lo faremo con chi ne sa molto, il comandante della Polizia Stradale del Veneto, Cinzia Ricciardi, ospite di Ferdinando Avarino fra pochissimo. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, precipitazioni del tutto assenti. Vediamo il dettaglio di giovedì 19 luglio. Sul Veneto pressione in ulteriore aumento a garanzia di una bella giornata su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al più con presenza di poche nubi sparse. Temperature piuttosto calde con minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 34 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione sarà una bellissima giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo velato ovunque, non sono attese piogge. Clima caldo con temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 33 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutta la nostra regione dove sarà ampiamente soleggiato ovunque. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con qualche innocuo addensamento sui settori alpini di confine. Temperature piuttosto calde con minime comprese tra 16 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra 31 e 34 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.